Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli. Attenzione perché due attaccanti sono pronti a lasciare gli azzurri già in questa sessione di mercato, ma scopriamo insieme cosa sta succedendo anche a Lukaku e come cambiano gli obiettivi del mercato del Napoli in questa sessione di gennaio. Quindi rimanete fino alla fine. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Rendimento sotto le attese spinge Lucca e Leng verso l'addio. La società è pronta a valutare offerte. Il mercato invernale del Napoli potrebbe riservarci, signori, molte novità importanti. Non c'è solo Lorenzo Lucca tra i possibili partenti. Anche in queste ore Noah Lang è finito sotto osservazione. Secondo me è un errore, però ditemi la vostra. E il club, appunto, con il nostro direttore sportivo che sempre sta tenendo, diciamo, sotto controllo, no? Tutti i vari obiettivi di questo mercato di gennaio, è pronto a valutare eventuali offerte concrete per loro due. Lo riferisce anche Sky Sport, signori, evidenziando come entrambi gli attaccanti possano lasciare gli azzurri già da questo gennaio. Arrivati in estate con grandi aspettative, Lucca e Leng non sono ancora riusciti a incidere con continuità. Un rendimento al di sotto delle attese sicuramente, che ha spinto la società a riflettere sul loro futuro. Al momento, signori, non ci sono trattative avanzate, ci tengo a precisarlo, né destinazioni definite, ma la dirigenza è pronta a considerare soluzioni adeguate per entrambi e valutare eventuali offerte di mercato. In particolar modo vi faccio presente come secondo il Mattino il Galatasaray in queste ore stia facendo sul serio per Noah Lang. Infatti il club turco starebbe pensando di presentare un'offerta al Napoli di un prestito con diritto di riscatto legato alle performance del giocatore. Una proposta questa che vi anticipo già il Napoli non intende prendere in considerazione. Si potrebbe parlare qualora il Galatasaray mettesse sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto, ma ha diritto, signori, un po' come il discorso con Lucca, poi lì c'è il discorso, no, che la situazione è anche più complicata essendo Lucca in prestito dall'Udinese, comunque Leng non si muove. Un conto è prestito con obbligo o titolo definitivo, altrimenti il diritto, signori, il Napoli del diritto appunto non ne vuole sentire parlare. Sempre legato, parliamo un attimo degli attaccanti, perché vi voglio dare un aggiornamento non riguardo al mercato, ma sulla situazione fisica di Romelu Lukaku, ok? È un Napoli che assolutamente sta monitorando con attenzione la situazione di Romelu Lukaku. Nel bel mezzo, no, di questi complicati incastri di mercato, il Napoli non ha avuto riscontri particolarmente incoraggianti nemmeno sul fronte appunto delle condizioni fisiche del giocatore belga, infortunatosi lo scorso 14 agosto durante un amichevole contro l'Olympiakos. Il centravanti belga aveva fatto il suo ritorno tra i convocati, no? Come ricorderete bene, per il doppio impegno di Supercoppa italiana con Milan e Bologna a distanza di 4 mesi dal KO. Lukaku però, signori, ha lasciato intendere che i suoi tempi di recupero purtroppo per noi saranno ancora lunghi. Ecco perché la scelta di Conte e del suo staff di aggregarlo alla spedizione in Arabia Saudita aveva soprattutto il sapore, no, del premio dopo tanti mesi di lavoro sostenuti prima in Belgio e poi a Castelvolturno, ma considerando lo storico di infortuni del giocatore, la gravità del problema accusato ad agosto e la sua particolare struttura muscolare, no, perché comunque Lukaku lo conosciamo tutti, è un giocatore piuttosto possente, suggeriscono quindi un atteggiamento di totale prudenza e pazienza. Lukaku, signori, salterà certamente anche i prossimi appuntamenti contro Lazio, Verona e Inter e verosimilmente anche quelli contro Parma e Sassuolo. È destinato, da quello che ci arriva a noi dalle nostre fonti, a rimanere box ancora per le prossime 2 o 3 settimane per ultimare il suo percorso sino al rientro in campo, previsto nella migliore delle ipotesi, se andiamo a vedere, per la sfida contro la Juve del prossimo 25 gennaio o al massimo per il match contro la Fiorentina, no, del 1° febbraio. Così fosse, sarebbe confermata la previsione più pessimistica che già in estate, no, parlava di una indisponibilità del giocatore nell'ordine dei 5 mesi.
Tante troppe incognite quindi per affrontare una seconda parte di stagione che vede il Napoli comunque attualmente impegnato su 3 fronti: lo scudetto, la possibilità di strappare la qualificazione ai playoff di Champions League che passa dalle ultime 2 partite contro Copenaghen e Chelsea, e la Coppa Italia. Conti sicuramente ha bisogno di maggiori certezze che il rendimento insoddisfacente di Leng e Lucca appunto e la fragilità muscolare di Lukaku non possono garantire. Ecco perché, attenzione, come dice il direttore sportivo Mann, in questo mercato di gennaio complicato per natura e ancora più intricato per il Napoli, non si può escludere davvero nulla. Se il dirigente azzurro ha smentito l'ipotesi di uno scambio con la Roma tra Luka e Dovbyk, e al momento non emergono, o quantomeno a noi di signori di Napoli non ci emergono riscontri nemmeno sul profilo del laziale Castellanos, non si può escludere che il club azzurro sia al lavoro su un profilo di attaccante in grado di fare sia la prima punta che a giocare anche da esterno. Un nome alla, tenetevi forte, Raspadori, ancora non ben delineato, ok, nelle trattative in orbita Napoli, ma un nome assolutamente da attenzionare. Raspadori ha comunicato all'Atletico di voler prendere in considerazione eventuali offerte per questo gennaio. Il giocatore ha avuto un colloquio con Simeone diversi giorni fa dove ha chiesto più minutaggio. Gode della massima stima dell'allenatore, no, argentino, ma ovviamente nessuno può garantirgli un posto da titolare fisso, soprattutto in un top club come quello dell'Atletico. La Roma in questo momento, ci tengo a precisare, che è molto avanti col giocatore. Spero che quando guarderete questo video non sarà una cosa già fatta, però il Napoli con Manna ha deciso seriamente di provare a strappare il Raspadore all'Atletico Madrid, magari con un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate prestazioni, ecco, del giocatore. Il giocatore sarebbe entusiasta di vestire, di tornare, ecco, a vestire la maglia del Napoli, quindi attenzione perché ci potrebbe essere un clamoroso ritorno. Da quello che ci filtra a noi, Conte non sarebbe poi così entusiasta di riavere il giocatore, o per meglio, l'abbiamo ceduto adesso, non so quanto, no, possa fare il caso del Napoli, però comunque è un nome da attenzionare. Più probabile, secondo me, da quello che mi arriva, da quello che ci arriva a noi, che il giocatore alla fine vada alla Roma, però vi segnalo, ecco, che in questo mercato focalizzato sulle opportunità, sulle sorprese, sulle occasioni, il nome di Raspadori possa clamorosamente tornare in orbita del nostro Napoli. Ma secondo voi sarebbe un acquisto giusto? Sarebbe giusto riportare Raspadori in Italia, nel nostro Napoli? Ditemi cosa ne pensate. Abbiamo cambiato modulo, quindi potrebbe essere adesso più congeniale le sue caratteristiche, però ecco, ditemi la vostra. Detto questo, in sovraimpressione trovate 2 schede per altri aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi.